Bruno Piccinu, Cordas e Cannas, state continuando ad organizzare EMMAS da quanti anni? È dal 1989, Beh, diciamo la prima edizione. già un pezzo di strada l'avete Sì, sì, fatta. anche se prima si chiamava diversamente, si chiamava, è nata come Primavera via Jazz, insomma, per un po' di anni è continuata così e anche il periodo era diverso, differente, perché era il periodo di maggio, intorno insomma, a primavera. In che cosa si differenzia la vostra rassegna rispetto alle altre manifestazioni che abbiamo in Sardegna? Beh, fondamentalmente sul concetto che il festival è basato sulla musica etnica, quindi la musica dei popoli, la musica delle radici, possibilmente è un festival che vuole rappresentare al massimo il pianeta, quindi dai luoghi più disparati ci sono stati musicisti dai posti più lontani, tipo il Tibet, eh, Thailandia, il Borneo, Australia, gli aborigeni australiani. Qual è l'edizione che ti ha dato più soddisfazione del passato? Insomma, questa non saprei proprio, cioè non saprei Non dirlo. ricordi un Anche, artista che ma, ti ha colpito, che ti ha ma sorpreso? diciamo fare un nome, no, non mi sarebbe. Sono tanti perché comunque spesso i musicisti qua vengono a rappresentare anche proprio il loro posto, la loro cultura, il loro paese. E musicisti anche con qualità tecniche elevate, spesso e volentieri, altri un po' di meno, però di sicuro, come dire, molto rappresentativi anche della loro storia, del loro paese, della loro cultura. Quest'anno avete anche dei rappresentanti di nuovo, no? Sì, quest'anno, diciamo che quest'anno, il particolare di quest'anno è che il festival ha voluto utilizzare il tema dell'ambiente, quindi anche in concomitanza con il G20, sul clima, sull'emissione dei gas nell'atmosfera. E abbiamo voluto fare un lavoro proprio dedicato all'ambiente, così che pensiamo anche che sia un tema che debba essere sempre all'ordine del giorno. L'ultima Sì. domanda, cosa bolle in pentola dei Cordas e Cannas? Ma Su che cosa state lavorando? cosa bolle in pentola? Insomma, adesso in questo momento, come dire, non siamo esattamente così molto attivi in questo senso. L'unica cosa al momento che posso dire è che è una situazione molto particolare, suoneremo il 16 gennaio in una cittadina che si chiama Montresta per la festa di Sant'Antonio, quindi con i falò che fanno ci hanno voluto inserire questa cosa qua, noi abbiamo accettato anche volentieri perché sarà quindi un concerto d'inverno in piazza, insomma, speriamo che il tempo sia buono. Poi ovviamente le cose che ci riserverà anche l'interesse fra di noi per realizzare anche le cose nuove, alcune cose nuove e anche la proiezione verso la stagione, concerti, tournée vari, insomma. Grazie.